vuole porre una domanda di un suo concittadino che lei penso conosca, Stefano Zanetta, credo che, Certo. che le sia persona nota. No, ma è anche molto bravo perché lui fa comunicazione in maniera moderna. Vede la domanda. Allora, senatore Scarpa, il Presidente del Portogallo potrà uno sguardo rivolto in due direzioni, divergenti che le loro idee politiche potrebbero allearsi in un'azione negativa, ad esempio di Jesolo. Ma direi che è un caso che... Peraltro io l'ho vista a Jesolo a festeggiare Zoggia, che è l'esempio di questo tipo di alleanza. Diciamo, Zoggia è, prima di tutto, è un mio carissimo amico per quanto mi riguarda, è di Forza Italia da sempre e del PDL poi, è stato C'era anche del PD a festeggiarlo? Sì, ce n'era qualcuno anche del PD, la parte moderata del PD, cioè quella che guarda verso l'area moderata. Per quanto riguarda Bertoncello, io devo dire, guarda, che Bertoncello certo è un avversario politico. È un avversario. Abbiamo idee politiche diverse, però è una persona che stimo, non mi pare che stia facendo male il sindaco di Portogruaro. E poi a volte bisogna anche scegliere, io prego piuttosto di avere la foto di Vasto. Lei naturalmente sa cos'è la foto di Vasto, no? Vagamente. Lo sanno anche i nostri ascoltatori. È una delle 3 ipotesi vincenti per le prossime elezioni. Ecco, appunto, foto di Vasto che governa l'Italia o che governa il Veneto, che governa un paese, una città, c'è da prendere le valigie e andarsene. Insomma. Cioè, immaginare di beccarsi un governo dove l'elemento moderato... A Milano è così, a Torino è così. Sì, appunto, non vorrei trovarmeli a livello nazionale, non vorrei trovarmeli a livello nazionale e non vorrei trovarmeli nemmeno a livello regionale o provinciale o anche della mia cittadina, cioè Portogruaro. Con Bertoncello, quindi tornando alla domanda di Zanet, certamente ho più possibilità di incontro e di ragionamento rispetto magari ad altre persone.